Ciao a tutti, oggi è il 25 ottobre, è una giornata di sole dopo giorni e giorni di pioggia, 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 ne ha fatta veramente tanta, ancora più che l'estate. E oggi sono particolarmente contenta perché ci sono le pecore, sono tornate, visto che ormai adesso sono scese dai pascoli in alto e ve le faccio vedere subito. Cucina inquadrata e adesso sbuco io. Allora, adesso preparo il pranzo perché è l'una e io in genere se pranzo, perché non sempre ho voglia, ma pranzo presto, mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo. E oggi faccio gli hamburger di tacchino con il rosmarino che sono congelati, devo scongelarli adesso, e le patate in padella. Quindi questi qua poi, siccome io faccio sempre fatica a farli cuocere bene, gli hamburger, io questa volta li taglierò a pezzettini, così li cuocio insieme alle patate. E prima devo mettere le patate però, perché quelle ci stanno più tempo. E queste qua sono quelle dell'Eurospin, non le ho mai prese, sono le patate rustiche dell'Eurospin, io non le ho mai prese, non le ho mai provate. Comunque c'è scritto, sì, ok, quindi normale come sempre. Mi prendo il mio padellone, che devo anche mettere a posto il manico perché si sta come staccando il manico. E poi basta, apro le mie patate. Non riesco mai a aprire le confezioni, sono proprio olio. Aspettatevi, mi avvicino con l'inquadratura. Ok, è un po' buia la situazione qui, vediamo se con la luce insomma non cambia molto, ma io metto un po' d'olio. Sarà neanche un cucchiaio d'olio, un cucchiaio. Io non metto tanto condimento da nessuna parte. E poi ecco, mettiamo un po' di patate. Ah, queste qua sono buonissime, guardate. Ecco, una è per te, va. Sono le patate fatte quelle così. Io adoro queste patate qua, questa tipologia, invece che quelle a spicchi sono diverse. Queste tagliate così mi piacciono particolarmente. E queste qua adesso le lascio andare a fuoco medio alto, no, basso. Le lascio andare a fuoco basso con il coperchio sopra. E io ci aggiungo anche, adesso lo prendo, passo davanti al video. Aspettate che arrivo. Eccomi qua.
Allora, io ci aggiungo anche questo preparato qui per le patate, insaporitore per patate, per patate arrosto sarebbe, e è quello dell'Eurospin. Ok, l'ha messo a fuoco. E poi io uso sempre il peperoncino e la paprika forte, perché mi piace condire così le patate. Quindi vado a mettere, anche se sono ancora congelate non ha importanza, ci metto un po' di questo qui, peperoncino e paprika. Paprika è amara, questa qua forte, non è la paprika dolce, però a me piace perché alla fine non si sente più di tanto. E lasciamo stare così le patate per un po'. Mi prendo anche questo qua di legno, io uso questo qua per la carne, per le patate, per le cose in padella, perché ho tutte le padelle col fondo di ceramica, per cui uso questo qua di legno, il mestolino, che non è il mestolo vero e proprio. Ok, e adesso mi vado a scongelare le svizzere gli hamburger di tacchino. Non guardate la data è 24 settembre, però congelandole durano finché non le si tirano fuori, poi sono da consumare nell'immediato, insomma, quando vengono tirate fuori dal freezer. Però sono ancora buone praticamente, perché congelandole si ferma il processo di, si può dire tra virgolette, decomposizione della carne. E quindi adesso vado a scongelare queste, me le metto in un piatto e poi le taglio a pezzettini e le mischio alle patate. Però prima faccio cuocere un po' le patate perché ci stanno di più e in genere me ne rimangono sempre di durette. Nel frattempo che la carne si sta scongelando e le patate si stanno preparando un po', vi faccio vedere, vi dico una cosa: Panna ha iniziato a mangiare la pappa dei gatti, adesso è lì sulla penisola che mi guarda, è iniziato a mangiare questa qui dell'Almo Nature. Mangia, questa qua è il pollo e è la versione classic, e mangia anche l'altra versione che non so cosa cambia qualcosa, ma mangia sia pollo e mangia tonno e gamberetti. Gliel'ho data stamattina, ha detto che gli è piaciuta tantissimo. E poi mangia pollo, tonno e formaggio, e poi mangia pollo e tonno. E quella con i gamberetti me l'ha presa mia mamma ieri per fare una prova, a vedere se la mangiava, perché il pollo lo mangia, però se è mischiato ad altri sapori, o il tonno lo mangia, però se è mischiato ad altri sapori diventa diverso ovviamente. E invece abbiamo visto che mangia, e siamo contenti, insomma, perché mangia più sano rispetto agli affettati, si rispetta quando mangiava appunto le cose, il cibo degli umani. Insomma, è una gatta e se non mangia la sua pappa si vede, perché si vede che dal pelo perché non ce l'ha bello, adesso sì, è tornata col pelo proprio bello, e insomma si vede se non mangia la roba sua, ecco. E quindi sono contenta. Intanto le patate adesso le do una girata e la carne si scongela, quindi ci vediamo dopo. Ecco qua, le patate si stanno preparando. Adesso vado a vedere com'è la carne qua in microonde. Vediamo. Sì, vedete che è venuto fuori anche un po' di sangue, quindi, e qua si è iniziata a cucinare, quindi è pronta. Adesso la tiro fuori e la taglio a pezzettini. Ok, nel frattempo ho tolto le patate dal fuoco, ho spento il fuoco più che altro, perché ormai si stanno preparando, quindi vado a tagliarmi la carne e la faccio a pezzettini, così si cucina bene, perché essendo congelata tante volte rimane scotta all'interno, e sapete che la carne bianca non si mangia scotta, anzi bisogna cucinarla molto bene come la carne di maiale. E quindi io vado a fare questi piccoli pezzettini che sono così, come quello che vedete, insomma, e poi li vado a mettere insieme alle patate, così si condisce la carne con il condimento delle patate, ok?
che poi comunque anche questa è carne di tacchino con rosmarino se non sbaglio, quindi è già condita in sé, non vado ad aggiungere altri condimenti. Se la faccio da sola sì, ma se è così non serve. C'è Panna che pensa che gliela dia lei questa pappa qui, invece in realtà me la mangio io. E cambiamo un attimo inquadratura. Ecco qua che insieme alle patate che sono già un po' colorate, io ci vado ad aggiungere i pezzettini di carne e adesso faccio cucinare ancora un pochino, così che le patate si finiscono di cuocere e si bruciacchiano un pochino, che a me piacciono un po' bruciacchiate. E vado a mettere il coperchio, accendo il fuoco non lo lascio a fuoco alto comunque, guardate, perché sennò si bruciano le patate, si brucia la carne. Invece se si fa andare piano piano è meglio secondo me. Tanto adesso fa presto a cucinare perché comunque è una carne che si cucina velocemente e non devo cucinarla troppo, sennò diventa dura come una suola di una scarpa. E basta. Panna si è arrabbiata perché non le ho dato da mangiare, non le ho dato questa carne che voleva lei, quindi si è un pochino arrabbiata. Ops, scusate. Adesso cambio di nuovo inquadratura. Ok, mi sposto tutto, ecco qua, e quindi questo è il mio pranzo di oggi. Mi vado a pulire un attimo il piatto dal sangue e niente, adesso aspetto che si cucini. Intanto io giro un pochino così in modo che poi io sono fissata con le pentole perché devono stare al centro esatto del gas, sì, e mio amore un po' ogni tanto un po' si cosa, perché sì, non dico che si arrabbia, però quasi. Anche la moka io la metto esattamente al centro, quindi sì, sono un po' fissata, questa è la mia fissazione che ho. E niente, Panna adesso mangerà la sua pappa con me, però ovviamente sulla tavola con me, mangia la sua, io mangio la mia. Sarà difficile perché comunque lei adora la pappa degli umani e quindi è la che mi fissa, mi squadra, dice perché tu non mi dai la pappa. Vabbè, stoppo e poi vi faccio vedere il piatto finito. Ciao ciao! Ecco qua, la mia pappa è pronta, le mie patate. Ecco, si è anche appannato tutto. Eccoci qua. Panna ha già avvistato un piatto enorme di pappa e fa le coccole alla tavola, vero Panna? Panna? Cosa vuoi, Panna? Ma chi lo sa? Panna? Saluta tutti, augura un buon pranzo, buona cena, buona pappa, qualsiasi ora guardiate il video. Se fate la merenda, buona merenda. E basta, con questo videuccio io vi saluto. E anche se non è un vlog di tutta la giornata, è una minima parte, ma insomma qualcosa è. E vi saluto col mio piatto di hamburger di tacchino e patate. Ciao a tutti!